Buona giornata cari amici dalla redazione Mediasport Italia TV. Oggi vi portiamo in un viaggio nella storia del calcio in Sardegna, intitolato L'ultima monetina del 1978. I protagonisti di allora, in una partita decisiva, oggi hanno i capelli bianchi, ma ricordano perfettamente quella sfida giocata allo stadio Quadrivio di Nuoro davanti a 8.000 spettatori, uno spareggio promozione per l'accesso alla Serie D. 28 maggio 1978, sin dalle prime ore del mattino, Nuoro è assediata dai torpedoni pieni di tifosi e dalle macchine arrivate dalla città delle miniere, Carbonia, e dalla città turritana, Porto Torres. I fratelli Colombino, tifosissimi della squadra turritana, nel viaggio si fermano ad Ottana di buon grado, conquistando la vetta di un nuraghe e salutando con una magnifica bandiera enorme rosso-blu l'interminabile comitiva dei supporter speranzosi. I succitani di fede bianco-blu, dal canto loro partiti dalla città mineraria, naturalmente con grande entusiasmo, sperando nella loro squadra del cuore, capace di vincere il girone sud con 45 punti davanti ad un ottimo Sant'Antioco, piazzatosi al secondo posto con 40 punti. I rossoblu conquistano a loro volta il girone nord, rimontando al Fulmicotone posizioni su posizioni nella seconda parte della stagione. Ora per i turritani è il momento della verità, fare i conti con giocatori bianco-blu del calibro del grande portiere Ciro Formisano, del bomber Pierino Aresu, dell'ottimo centrocampista Giordano, ma soprattutto di Floriano Congiu, un autentico fuoriclasse, un furetto che non ha nulla da invidiare tecnicamente al mitico Ser Gianfranco Zola. A Nuoro Centro, sin dalle prime ore del mattino, è una gran festa, i bar e i ristoranti presi d'assalto dalle due tifoserie. Tutti in attesa del fischio d'inizio delle 15 nella sfida dell'anno, in una sorta di derby infuocato per l'agognata Serie D. Carbone contro petrolio, la pietra delle viscere del Sulcis contro l'oro nero turritano, quello di Rovelli. Nessun attrito, nessun incidente tra le due tifoserie, pronte ad incitare a gran voce i propri beniamini sul campo. Allo stadio Quadrivio, un'ora prima del confronto, 8.000 tifosi invadono gli spalti gremiti in ogni ordine di posto. Dietro le panchine i discendenti di Turris, dirimpettai quelli della città fondata da Mussolini. I biancoblù, determinati ad ottenere la vittoria, prendono subito il sopravvento, giocando bene, ordinati e passando meritatamente in vantaggio con il solito bomber Pierino Aresu, che batte Cinus realizzando il 16° gol stagionale. I tifosi del Carboni esplodono letteralmente nella loro gioia, cori di forte incitamento si sentono sul rettangolo di gioco. I tremebondi rossoblu dal canto loro accusano il colpo, aspettano solo di essere mangiati, ma i minerari non sanno approfittare nel sbranare la docile preda. Paolo Morosi, mister del Porto Torres, nell'intervallo suona la carica ai suoi, che rientrano sul tappeto verde nuorese più baldanzosi, decisi ora a vender cara la pelle. I minerari a questo punto, forse presi dalla paura di vincere, stupiti da tanto ardore, si rannicchiano nella loro area a difendere il vantaggio, con l'indimenticabile mister Toto Cesaracciu in panchina, visibilmente preoccupato. Ed infatti questa tattica troppo rinunciataria aiuta i turritani. A Dino Bona, centrocampista del Porto Torres, detto il lungo, viene un lampo di genio, suggerendo all'orecchio al prode stopper Dario Pantera di gettarsi disperatamente nell'area del Carbonia. Su calcio d'angolo la pennellata di pala sul secondo palo è perfetto. La testa di Pantera ben appostato svetta in alto ed infila l'incolpevole portiere biancoblù Ciro Formisano. È un autentico delirio di gioia per giocatori e tifosi, questa volta di fede rossoblu, che carica ancor più la squadra verso i supplementari, che però inutilmente, con le squadre stanche ed impaurite, si chiudono, nonostante la grande battaglia sul campo, sulla perfetta parità 1-1. Subentra ora il destino, niente rigori, nessuna ripetizione della gara. Il verdetto decisivo sta solo ora nella monetina, che decide le sorti di due squadre eccellenti. L'atmosfera all'orizzonte si fa elettrica, la tensione è carica di turbamento. Il capitano del Porto Torres, libero Peana, e il parigrado, Luciano Gambula del Carbonia, si dirigono con passo lento ed impaurito seguendo l'arbitro negli spogliatoi alla presenza
dei massimi dirigenti della Federazione Italiana Gioco Calcio della Sardegna. Entrambe le tifoserie trepidanti incrociano le dita delle mani nell'attesa infinita del verdetto finale. Nello stanzino dell'arbitro si decide, non si sa chi ha scelto testa o croce. Fatto sta che la moneta viene liberata in aria dal direttore di gara quasi come un duello da Far West. Dallo spogliatoio dell'uomo nero si vede uscire con una velocità da sprinter il capitano del Carbonia, Luciano Gambula, urlante di gioia plebea. Un boato nel cielo di Nuoro si accende col tripudio che si libera dai tifosi di fede bianco-blu. Dall'altra parte, nella tribuna, i tifosi del Porto Torres in un silenzio surreale ed il pianto sconfortante di amarezza, storditi da un terribile e maledetto verdetto. Tutta Carbonia ora è in festa per un traguardo inseguito con forza e determinazione, raggiunto con l'incredibile decisione per una promozione storica avvenuta con la monetina. Naturalmente, l'onore delle armi ai vinti. Grazie a tutti per la cortese attenzione. Da Renato Scanu e dalla redazione Media Sport Italia TV, a tutti voi la più cordiale buona giornata.